Hanno fatto irruzione in un'autofficina di Castelfranco dopo aver manomesso il cancello e sfondato una vetrata. Tre malviventi hanno rubato una macchina, un Alfa Romeo 159. A chiamare il 112 il titolare che ha sentito l'allarme. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia che hanno intercettato la macchina. I ladri, alla vista dei militari, si sono dati alla fuga a forte velocità verso la regionale 53, inseguiti da tre pattuglie dell'Arma. Vistisi braccati, hanno abbandonato l'auto fuggendo a piedi. Uno dei tre soggetti, un 39enne romeno senza fissa dimora, che aveva frattanto scavalcato la rete di recinzioni di alcuni terreni, è stato bloccato ed arrestato per furto aggravato nella zona artigianale. Gli altri invece, scappati tra i campi, sono riusciti a far perdere le tracce. Sottoposto a perquisizione, l'indagato è stato trovato in possesso di numerosi strumenti da scasso, una torcia e una radio ricetrasmittente. Arrestato e condotto presso gli uffici della compagnia castellana, a conclusione degli accertamenti è risultato che con altre generalità il soggetto era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Asti, con cui gli era stata applicata la pena di 2 anni di reclusione per reati di furto in abitazione e furto aggravato commessi nel 2016 nelle province di Torino e Cuneo. L'uomo è stato portato in carcere.